Sono stati tagliati ben 500 alberi di ulivo in contrada Piano Panzera nelle campagne di Aragona. È un imprenditore 58enne a essere finito nel mirino di quella che sembrerebbe essere una vera intimidazione. Il maxi danneggiamento, che ha provocato danni per oltre 15.000 euro, non era coperto da assicurazione ed è stato denunciato all'Arma dei Carabinieri, che ha subito avviato le indagini. È stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento. Appare scontato che al 59enne imprenditore i militari dell'Arbia abbiano chiesto se di recente ha avuto o meno dissidi o problemi con qualcuno. Ignoti malviventi, verosimilmente con l'utilizzo di una motosega, hanno spezzato in due e devastato oltre 500 alberi di ulivo che erano stati messi a dimora nel fondo agricolo. Quasi sicuramente i responsabili hanno agito nelle ore notturne tra il 21 e il 27 febbraio scorso. Il proprietario, infatti, era dal pomeriggio dello scorso 20 febbraio che non si recava nel suo appezzamento di terreno. Sono stati tantissimi negli ultimi mesi i danneggiamenti nel settore, da Sciacca a Canicattì, il taglio degli alberi di ulivo che gli imprenditori agricoli e i coltivatori, ma anche pensionati e casalinghi, hanno subito. Per quanto riguarda Aragona, il precedente riguarda lo scorso ottobre, quando vennero rasi al suolo gli arbusti del sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che fa anche l'imprenditore agricolo. Qualcuno, dopo essersi introdotto sul suo appezzamento di terreno in contrada Mandrazzi, nel territorio attiguo a Comitini, danneggiò 8 alberi di ulivo di proprietà dello stesso. Questo tipo di danneggiamenti infatti hanno le sembianze di atti intimidatori, ma spetterà ora ai carabinieri della locale compagnia provare, oltre che ad identificare gli autori, a stabilire se i raid siano riconducibili a motivi professionali o legati alla sfera privata.